funziona? No. Pianticella della devozione, il capitolo è devozione libera da conoscenza. Sì. L'ultimo pianticella della devozione. Sì. Penjačica posvećene predanosti. Siamo al libro titolato L'amorevole ricerca del Signore per il suo servitore perduto. Traganje s ljubavlju se izgubljenim slugom. Bhakta misli, Krišna je jako sladak. Ne mogu ga izbjeći. Ne mogu živjeti bez kušanja njegove slatkoće. Taj osjećaj pravo sjeme koje može niknuti biljkom bhakti, penjačicom posvećene predanosti, a ona će postupno rasti dok ne dodirne Krišina stopala. Biljka penjačica će rasti, a neće trebati potporu s razine svjetovnosti ovoga svijeta, već će rasti sve više i više. Najzad, kad dostigne poimanje apsoluta kao osobe, doživjet će određenu vrstu zadovoljstva. Ipak neće tamo stati. Popet će se do Goloke. Neće se zaustaviti na proračunatoj posvećenoj predanosti Vajkunte. Prelazeći tu razinu, uzdići će se do stupnja spontane, posvećene predanosti koja se odvija sama od sebe. La pianticella della devozione. Un devoto pensa, Krishna è molto dolce. Non posso fare a meno di lui, non posso vivere senza gustare la sua dolcezza. Questo sentimento è il seme che può produrre la pianticella della devozione, che crescerà gradualmente fino a toccare i piedi di Krishna. La pianticella crescerà senza cercare sostegno nella dimensione di coscienza di questo mondo e crescerà sempre più in alto. Infine, quando raggiungerà la concezione personale dell'assoluto, sperimenterà un certo tipo di soddisfazione. Eppure non si fermerà lì, proseguirà fino a Goloka. Non si fermerà a quel tipo di devozione calcolata di Vaikunta. Superando quella dimensione si eleverà allo stadio di devozione spontanea. Tamo ćemo naći gospodara ljubavi. Ljubav je čimbenik obožavanja i divljenja na toj razini. Bitna crta tog kraljevstva je odnos božanske ljubavi prema glavnom objektu spoznaje. A mi ćemo naći ispunjenje stječući službu u osobitom položaju svoga odnosa s njim. To je ono što je svakome potrebno. Ući u zemlju ljubavi i postići služenje s ljubavlju glavne predodžbe apsolutne slatkoće, ljepote i ljubavi. A to je najviše apsolutno središte, silazi kao Šri Čejtanja Mahaprabhu, pozivajući svoje dugo vremena izgubljene sluge na povratak kući, govoreći: došao sam da vas pozovem i sve vas povedem mojem domu. Pođite sa mnom. Kakvu li sretnu, povoljnu priliku imamo.
prihvaćajući njegov prijedlog i dobivajući pristup u taj djelokrug, o kako li se sretno možemo vratiti kući natrag k Bogu. Tornare a Dio. È lì che troveremo il Signore dell'amore. In quella dimensione l'amore è l'elemento dell'adorazione. L'aspetto essenziale in quel regno è la relazione dell'amore divino verso l'oggetto centrale. È lì che noi ci realizzeremo ottenendo un servizio in una posizione particolare in relazione a Lui. Questa è la vera necessità di chiunque. Entrare nel regno dell'amore e ottenere un ruolo nel servizio d'amore, alla rappresentazione centrale della dolcezza, amore e bellezza assoluti. Tale centro assoluto è disceso come Sri Chaitanya Mahaprabhu per invitare i suoi servitori smarriti da lungo tempo a tornare nella sua casa. Egli dice: «Sono venuto per invitarvi e portarvi tutti a casa mia. Venite con me». Quale fortuna abbiamo! Accettando la sua proposta, una volta ammessi in quella linea, potremo facilmente tornare a casa da Dio. To je prava bit svih religija. Svjesno ili nesvjesno, svaka duša traga za božanskom ljubavlju. Ipak, različite nas vrste prepreka dolaze odvraćati od našeg pothvata, ali srce neće biti zadovoljno sve dok je ne dosegne. Jednom započet, naš se put prema Krišni ne može nikada i nigdje zaustaviti. To je samo pitanje odgode. Dugo vremena, godine i godine mogu proći, ali naš se krajnji uspjeh ne može spriječiti. Samo nas Krišna može stvarno privući. Ne možemo okusiti uživanje iz dubine našeg srca ni u čemu drugome, niti to prihvatiti kao naš krajnji cilj. Želimo jedino ljepotu i ljubav, a ne moć i znanje. Questo è il nocciolo di tutte le religioni. Consapevolmente o meno, ogni anima è alla ricerca dell'amore divino. Ciononostante, differenti tipi di ostacoli intervengono per dissuaderci dai nostri propositi, ma il cuore non sarà mai soddisfatto, a meno e fino a quando non saremo lì. Una volta iniziato, il nostro viaggio verso Krishna non potrà essere fermato in alcun modo. È solo una questione di tempo. Ere ed ere potranno passare, ma il nostro successo ultimo non può essere arrestato. Solo Krishna può veramente attrarci. Non possiamo gustare nient'altro dal profondo del nostro cuore, né accettare nient'altro come nostra destinazione ultima. Noi vogliamo soltanto bellezza e amore, non potere e conoscenza. Može izgledati kao da tražimo moć. Ponekad mislimo da moramo imati sve. Želimo tu moć nadziranja. Hoćemo da sve bude pod našom upravom i da se učini sve što poželimo. Ali to nije ono što istinski želimo. Može izgledati da tražimo moć, ali ona nas ne može konačno zadovoljiti. Ponekad mislimo da sve trebamo znati. Možda ne želimo moć nadzora nad svime, ali hoćemo sve znati. Ne volimo biti u neznanju. To također nije krajnji cilj koji može ispuniti našu unutarnju potrebu. To nije ono što uistinu tražimo. Moramo upoznati našu stvarnu potrebu. Unutarnje traganje našeg srca. Ako to činimo pravilno, ustanovit ćemo da smo svi prosjaci ljubavi i nježnosti. Posvuda je prisutna ta najdublja potreba obožavanja, a ona može biti potpuno zadovoljena samo u Krišnim zabavama u Vrindavanu. Vedavyasa, sastavljač vedskih spisa, svuda je obznanio ovaj zaključak. Čak i suvremeni učenjaci prihvaćaju da je Vedavyasa naširoko učinio poznatim sve moguće smjernice filozofskih misli u Vedama, Puranama, Mahabharati i Vedanta Sutri.
U svojim je posljednjim danima u filozofskoj zrelosti predstavio Šrimad Bhagavatam, koji dostiže vrhunac u konceptu božanske ljubavi, Krishna preme. Mendicanti d'amore. Potrebbe sembrare che vogliamo potere. A volte pensiamo che dobbiamo avere tutto. Vogliamo tale capacità di controllo. Vorremmo che tutto fosse sotto il nostro controllo, che tutto ciò che vogliamo si realizzi. Ma questo non è ciò che vogliamo realmente. Può sembrare che vogliamo potere, ma non è il potere che può darci soddisfazione. A volte possiamo pensare di voler sapere tutto. Potremmo non desiderare di controllare tutto, ma desideriamo sapere tutto. Non ci piace essere ignoranti. Ma anche questo non è quel fine ultimo che può soddisfare il nostro bisogno interiore. Non è ciò che vogliamo veramente. Dovremmo essere educati su quello che è il nostro bisogno effettivo, la ricerca interiore del nostro cuore. Se conduciamo tale ricerca in modo appropriato, scopriremo che siamo tutti mendicanti d'amore e d'affetto. Ovunque l'adorazione è il bisogno più profondo e può essere soddisfatto completamente soltanto nei divertimenti di Krishna Vrindavana. Questa conclusione è stata diffusa da Veda Vyasa, il compilatore delle scritture vediche. Anche filosofi contemporanei ammettono che Veda Vyasa ha presentato nei Veda, nei Purana, nel Mahabharata e nel Vedanta Sutra ogni possibile linea di pensiero filosofico. Nei suoi ultimi giorni della sua maturità filosofica, egli diede lo Srimad Bhagavatam, che culmina nella concezione dell'amore divino, Krishna Prema. Voler sapere tutto, come Sridhar Maharaj dice, questo non ci soddisfa veramente. Sul momento, forse nostra curiosità, il nostro desiderio di conoscere tutti i particolari, ma non è sufficiente. Perché voler sapere tutto è anche un desiderio di avere tutto sotto il suo controllo. Voglio conoscere tutte le particolarità, tutto. Znači, htjeti znati sve, svaki detalj. To znači želimo imati pod svojim kontrolom. Ma Krishna non possiamo avere sul nostro controllo, nessuno non può averlo. A Krishna niko ne može pod svojim kontrolom imati. Perciò il desiderio di conoscere aspetti devozionali è bello perché ci incrementa la nostra devozione, ma se lo vogliamo tutti i particolari, a tutti i costi sapere tutto, no, questo non ci serve. Poznati detalji Krishni zabava potiče našu bhakti, ali htjeti sve znati, to nam nije potrebno. Niti ćemo ikad to moći. Anche non possiamo mai conoscere tutto. E non ci serve. Quando uno si interessa a capire aspetti filosofici o le diverse scritture, diversi versi, va bene, kad se neko zanima upoznati smisao stihova svetih spisa, filozofski smisao, posvećena predanost, kako bolje shvatiti, to je u redu, come meglio capire la bhakti.
tutte le domande, tutte le questioni filosofiche devono permetterci di arrivare a conclusione di abbandonarsi a Krishna. Sva pitanje, sva filozofska razmatranja trebala bi nas dovesti do toga da se možemo prepustiti Krishni, predati se Krishni. E allora attraverso l'abbandono, attraverso la bhakti, potremo conoscere Krishna. I putem predanosti, putem bhakti moćemo upoznat Krishna. Krishna lo conferma nella Bhagavad Gita. Bhakti mama vijanati. Solo attraverso la bhakti uno può conoscere come sono. Jedino putem bhakti se može upoznat kako sam. Non è facendo tanti domande, tutti particolari vogliamo sapere, e così conosciamo Krishna. Sì, è bello, se sei mosso dalla devozione di conoscere, ma se tu vuoi il tuo intelletto, no. Capire Krishna. Postaviti pitanje, ako postavljaš pitanje da si nadahnut aspektima posvećene predanosti, ok, ali pitanje, ako misliš da ćeš tako upoznati Krishnu, ne. Ma tutte le domande che sono fatte, come meglio capire la bhakti, come meglio poter abbandonarsi a Krishna, come meglio servire Krishna, però queste domande ci aiuteranno poi di praticare la bhakti di una maniera appropriata e poi Krishna si rivela da solo. Znači ta pitanja nam pomažu da možemo korektno prakticirati bhakti i onda će se Krishna objaviti. Quando Krishna è soddisfatto con la nostra bhakti, lui si manifesta. Kad je Krishna zadovoljan našom bhakti, Krishna se manifesta. Noi possiamo percepire Krishna, možemo doživjeti, opaziti Krishna. E il nostro cuore lo può percepire, il naše srce lo može osjetiti. Ma quando Krishna è soddisfatto, kad je Krishna zadovoljan sa našom bhakti, quando Krishna è soddisfatto con la nostra bhakti, allora noi volontariamente si rivela, dragovoljno se objavi. Najskrovitija i najdublja čežnja svake žive duše jest čežnja za ljepotom, ljubavlju, nježnošću i skladom, ne za moći, znanjem ili bilo čim drugim. Njihov cilj je isti, a to je dijagnoza cijele kreacije u vremenu i prostoru. Međutim, rijetko koja duša dostigne tako jasan stadij čežnje za stvarnošću, koji joj omogućuje shvaćanje ove biti. Malo se duša može naći u ovome svijetu koje su stvarno svjesne svoje najskrovitije i najdublje potrebe, koje spoznaju želimo Krišnu, želimo Vrindavan. Nije lako naći tako iskrene duše. To se navodi na mnogim mjestima u svetim spisima. Manušyanam sahasrešu narayana parayana brahmananam sahasrebhyo. Postoji samo jedan cilj, nisu potrebni mnogi. Samo jedan želimo, jedan jedini, a to je odnos božanske ljubavi. Il desiderio più intenso e profondo di ogni essere vivente è rivolto alla bellezza, all'amore, all'affetto, all'armonia, non al potere, alla conoscenza o altro. Questa è la diagnosi dell'intera creazione nel tempo e nello spazio.
la causa comune di tutti è una. È però raro che un'anima giunga a tale stato di chiarezza sul suo bisogno reale. In questo mondo sono ben poche le anime veramente consapevoli del loro bisogno più interiore. Poche quelle che realizzano: vogliamo Krishna, vogliamo Vrindavana. Non è facile trovare simili anime, e questo è menzionato in molte scritture. Manusyanam Sahasresu Narayana Parayana Brahmananam Sahasrebhyo. C'è solo uno scopo, altri non sono necessari. Uno solo, quello che noi vogliamo è una relazione d'amore divino. Una comprensione intellettuale della coscienza di Krishna è impossibile. Intelektualno razumijevanje svjesnosti Krišne nije moguće. Baš kao što pčela ne može kušati med ližući staklenku izvana, osoba ne može ući u područje višeg duha putem intelekta. Kao subjekti podređeni smo vrhovnom subjektu. Stoga mora postojati seva, služba. Seva je najvažniji čimbenik. U Bhagavad Giti spominje se da su pranipata, pristup s poštovanjem, pariprašna, iskreno raspitivanje i seva, stav služenja, nužni za ulazak u područje božanske ljubavi. Krišna će biti zadovoljan samo službom i sići će. Samo ćemo tada biti sposobni razumjeti prirodu više razine. To je vedsko znanje. Una comprensione intellettuale della coscienza di Krishna è impossibile. Proprio come un'ape non può gustare il miele leccando il barattolo esternamente, non si può entrare nel regno più elevato dello spirito attraverso l'intelligenza. Come soggetti siamo subordinati al Signore Supremo. Deve esserci seva, servizio. Seva è il fattore più importante. Nella Bhagavad Gita è menzionato che pranipata, avvicinare rispettosamente, pariprasna, fare domande con sincerità, e seva, attitudine a servire, sono necessari per entrare nel regno dell'amore divino. Solo con il servizio Krishna sarà soddisfatto e discenderà. Solo allora saremo in grado di comprendere la natura della dimensione più elevata. Questa è conoscenza vedica. Quella che avevamo parlato prima, attraverso la bhakti. Mi smo Tatashta Shakti, rubna moć, i želimo li saznati bilo kakvu istinu o višoj stvarnosti, moramo vidjeti da je ona suptilnija od našeg postojanja. To je nadsubjektivno. Može nas dodirnuti, ali mi se ne možemo popeti do tog područja uz pomoć vlastite dobre volje. Samo ako nam je dana milost koja će nas povesti gore, možemo poći. Noi siamo Tatashta Shakti, potenza marginale, e se vogliamo conoscere qualsiasi verità riguardante la realtà superiore, dobbiamo realizzare che è più sottile della nostra esistenza e super soggettiva. Questa verità può toccarci, ma noi non possiamo elevarci fino a quella dimensione di nostra volontà. Solo se ci viene data la grazia può condurci su, noi possiamo andare. Osoba takvog razumijevanja bit će sposobna poraziti sve postojeće intelektualce. Intelekt nema sposobnost ulaženja u više subjektivno ozračje. Ta vrhovna istina je atindriya manasa gočara, iznad razine osjetila uma i intelekta. Taj Brahmin izraz manaso vapušovačo vajbhavam tava gočara. Priznavanje Krišni da je on iznad dosega tijela, uma i riječi nije samo površna tvrdnja susana. Ako želimo znati njega, apsolutnu istinu,
Jedini uvjet da ga se spozna jest ponizan stav. Na taj način on može biti zadovoljan našim nastojanjem i objaviti nam se. Božanska objava nije stvar istraživanja unutar ovoga svijeta. Trebamo imati iskreno srce da bismo služili. Colui che ha questa comprensione sarà in grado di contrastare tutti gli intellettuali esistenti. L'intelligenza non è in grado di entrare nell'area soggettiva più elevata. Questa verità suprema è Atindriya Manasa Gochara, oltre la dimensione dei sensi, della mente e dell'intelligenza. L'espressione Manasova Kuto Vacho Vaibhavam Tata Gochara, pronunciata da Brahma, che afferma che Krishna, al di là del suo corpo, della sua mente e delle sue parole, non è soltanto un'affermazione fatta con le labbra. Se vogliamo conoscere la verità assoluta, l'unica condizione per realizzarla è un'attitudine sottomessa. In tal modo egli può essere soddisfatto del nostro tentativo di rivelarsi a noi. La rivelazione divina non è qualcosa da ricercare nell'ambito di questo mondo. Dobbiamo avere un cuore sincero per servire. Znanstvenici otkrivaju toliko mnogo divnih stvari, ali postoje li već te stvari? Ili su znanstvenici stvaratelji, te zadivljujuće istine već postoje. Međutim, otkrivene su samo neke od njih. To nisu tvorevine znanstvenika. Dakle, oni nisu nadmoćniji od tih istina. U svakom slučaju, oni mogu znati samo dio toga, a čak i to uz određeni trud. Ali svjesna priroda stvarnosti, nadmoćni razum božanskog, njima su nepoznati. Iako oni mogu nastavljati s istraživanjima, istražujući, što god da pronađu, samo je vanjski pokrivač, a ne pravi duh, bit. Na te vidu svarta gatim hi višnum. U Šrimad Bhagavatamu je napisano: Matirna Krishne purata svatova mitho vibhadyata griha vratanam adanta gobir vishatam stamisram punapunascha charvananam. Šrimad Bhagavatam govori nam da možemo pokušati ući u svijet više stvarnosti intelektualiziranjem, ali ponovno ćemo doći natrag, poraženi našim pokušajem. Ako pokušamo silom naše inteligencije ući u to područje, vratit ćemo se natrag nezadovoljni, očajni i neprekidno ćemo lutati unutar ovog smrtnog svijeta. Svijet osjetilnog iskustva ući će i proći kroz različite stupnjeve razvoja, ali neće moći prodreti u tu duhovnu razinu. Jedini je uvjet za ulazak u taj svijet počinjenost pravom zastupniku božanskog. On nam može dati postupak i ako ga možemo prihvatiti, bit ćemo sposobni ući u taj svijet. U suprotnome morat ćemo lutati u ovom svijetu osjetilnog iskustva. Gli scienziati stanno scoprendo così tante cose meravigliose, ma sono forse loro i creatori? O ciò che scoprono è già lì? Quelle verità meravigliose sono già lì, soltanto che alcune di esse vengono scoperte. Non è una creazione degli scienziati, quindi loro non sono superiori a quella verità. E in ogni caso loro possono conoscere solo una parte di esse, e soltanto dopo un certo sforzo. La natura cosciente della realtà, la ragione superiore, è a loro sconosciuta, benché possano continuare a ricercare. Qualsiasi cosa essi trovino è soltanto la copertura esterna, non la sostanza, non il vero spirito. Nate vidu svartakatim hi Vishnum. Nello Srimad Bhagavatam è scritto:
Matirna Krishna Paratasvatova Mito Bipadeta Griha Vratanam Adanta Gobir Visatam Tamishram Puna Punashtarvita Charvananam. Lo Srimad Bhagavatam ci dice che possiamo cercare di entrare nel regno della realtà superiore attraverso l'intellettualismo, ma dovremo tornare indietro, sconfitti nel nostro tentativo. Se noi spingiamo per entrare in quel regno con l'intelligenza, torneremo indietro insoddisfatti, disperati e vagheremo ancora nel mondo mortale. Il mondo dell'esperienza dei sensi viene e va passando attraverso differenti fasi, ma non può entrare nel piano spirituale. Per entrare in quel regno, l'unico requisito è la sottomissione a un autentico agente del divino. Lui può indicarci il processo e se noi possiamo accettarlo, saremo in grado di entrare in quel regno. Altrimenti dovremo vagare in questo mondo dell'esperienza dei sensi. Neki učenjaci misle da je znanje najvažnije. Prema njihovom mišljenju, ako netko želi ući u taj svijet, prvo treba steći znanje preko učenosti, a zatim pokušati doći do ljubavi. Oni misle da samim znanjem možemo shvatiti što je božanska ljubav i da tada možemo pristupiti tom području. Oni ne priznaju osnovu Gyana Shunya Bhakti ili posvećenu predanost oslobođenu znanja. Alcuni eruditi pensano che la conoscenza sia la cosa più importante. Secondo costoro, se vogliamo entrare in quel regno, la prima cosa da fare è acquisire conoscenza attraverso l'erudizione e quindi cercare l'amore. Essi credono che soltanto grazie alla conoscenza è possibile comprendere cos'è l'amore divino e avere accesso in quel regno. Non apprezzano l'idea di Gyana Shunya Bhakti, devozione libera dalla conoscenza. Jednom je osnivatelj Bharat Seva Ashrama Sange zatražio da pristupi njegovoj misiji. Rekao sam mu, svoju sam dušu već predao učenju Šri Čaitanja Deve. On mi reče, da, ja ga također štujem, ali kažem da prvo trebaš učiti ravnodušnost prema ovom svjetovnom zadovoljstvu, kao što je Buda propovjedao. Zatim možeš doći studirati Vedantu Shankare, shvaćajući što je pravo znanje, spoznati da cijeli ovaj svijet nije ništa, da je Brahman duh, da je Brahman duh sve. Tada možeš pristupiti prema dharmi, ljubavi Šri Čaitanja Deve, koju ja smatram najvišim ciljem postignuća. Ja sam odgovorio, vi kažete tako, ali Šri Čaitanja Deva nije rekao da trebamo u budističkoj školi učiti odricanje, a tada u Šankarinoj školi steći vedatističko znanje prije nego što dođemo k njemu. On je rekao da bez obzira na to gdje se tko nalazi, treba prihvatiti društvo pravog Vajšnava sveca i nastaviti sa Šravana Kirtana, slušanjem i pjevanjem slava Gospodina. On je zanijemio, nije mogao govoriti, bio je ušutkan. Una volta il fondatore del Bharat Seva Ashram Sangha mi chiese di unirmi alla sua missione. Io gli dissi, ho già venduto la mia testa agli insegnamenti di Sri Chaitanya Deva. Egli disse, sì, anch'io rispetto per lui, ma io dico che prima bisogna imparare l'indifferenza verso i piaceri mondani, come anche Buddha predicò. Poi puoi studiare il Vedanta di Sankara, capire qual è la giusta conoscenza e realizzare che tutto questo mondo non è nulla che il Brahman, lo spirito, è tutto. Allora potrai avvicinarti al Prema Dharma, l'amore di Sri Chaitanya Deva, che anch'io considero l'obiettivo più elevato. Io gli risposi, tu dici così, ma Sri Chaitanya Deva non disse che avremmo dovuto imparare l'abnegazione da buddisti e poi diventare esperti nella conoscenza del Vedanta nella scuola di Sankara,
prima di andare da lui. Egli diceva invece che in qualunque posizione ci si trovi si dovrebbe cercare l'associazione di un vero Vaishnava e impegnarsi in Shravana Kirtana, l'ascolto e il canto delle glorie del Signore. Quell'uomo rimase senza parole, non seppe più cosa dire. Jednom drugom prilikom predsjednik Arya Samađa došao me vidjeti u Karači i rekao mi: ako ograničeni može znati bezgraničnog, onda on nije bezgraničan. Odgovorio sam: ako bezgraničan ne može sebe učiniti poznatim ograničenom, on nije bezgraničan. Nije mogao odgovoriti mojoj tvrdnji. Un'altra volta il presidente dell'Arya Samaj venne a trovarmi a Karachi e mi disse: se il finito può conoscere l'infinito, allora egli non è infinito. Ma io gli replicai: se l'infinito non è in grado di farsi conoscere dal finito, egli non è infinito, e non seppe ribattere al mio argomento. Andiamo qua? Questa sera? Sì? Ok. Jai Shri Krishna, infinito, che può farsi conoscere al finito. Jai. Hare Rama,
Ram, Jaya Radha Gopinata Radha, Gopinata Radha, Gopinata Shri Radhe, Jaya Radha Damodara Radha, Damodara Shri Radha, Radha Damodara Radha, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Shri Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Shri Krishna, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Guru Maharaj, 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 Canta il nome del Signore, del Signore, del Signore, canta il nome del Signore, il nome del Signore, del Signore, del Signore, canta il nome del Signore. Piewaj imię Gospodnie, 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 piewaj imię Gospodnie. Piewaj imię Gospodnie, 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 piewaj imię Gospodnie.
Jai Shri Guru Gauranga Giridhari Shri Radha Gopinath Ji ki Jai. Shri Radha Damodar Ji ki Jai. Shri Sachinandan Gaura Hari ki Jai. Shri Gaura Nitai ki Jai. Shri Prabhupada ki Jai. Shri Guru Maharaj ki Jai. Guru Varga ki Jai. Tutte le glorie dei devoti riuniti ki Jai. Tutte le glorie dei devoti del Signore Gaura Premanande. Hari.